Il presidente Zaia apre alla proposta di legge Antonini in fatto di autonomia, ovvero aprire la strada per la cosiddetta autonomia differenziata, posizione sulla quale il PD si è sempre schierato. A questo punto come possono cambiare le cose? Beh, intanto la prendiamo con favore e ci auguriamo che questo significhi anche che Zaia abbandona le fantasie dell'indipendenza. Adesso deve essere aperto subito il confronto in Consiglio e inviata al governo una proposta chiara di autonomia, compresa anche l'autonomia fiscale. Su questo il gruppo del PD è pronto a vedere, come si suol dire, le carte, disponibile a una discussione che vada fino all'obiettivo dell'autonomia.